Siamo con il direttore Giovanni Castronovo al termine del match tra Castellammare e Folgore Castelvetrano, risultato di 1-0. Direttore, come giudica la vittoria dei suoi ragazzi? È stata una vittoria pesante contro una signora squadra che è venuta qui, ha interpretato la partita con grande grinta, con grande caparbietà, palla su palla. C'è stata anche qualche situazione iniziale un po' così tra illecito e l'illecito, simulazioni, ma tutto roba di campo. È stata, diciamo, subito sedata la situazione. Devo fare i complimenti a Stefano Colombo, che ha davvero una buona squadra, e questa vittoria è una vittoria da 6 punti perché ottenuta in una giornata dove non abbiamo giocato molto bene come le altre volte, dove, devo essere onesto, se fosse il risultato del campo quello corretto sarebbe stato il pareggio, però alcune volte siamo usciti da alcuni campi tipo Caltanissetta, Favara, Mazzara con gli applausi e senza punti. Oggi mi tengo stretto questi 3 punti che valgono oro e che ci proiettano in una posizione disperata all'inizio di stagione. Stasera siamo al 4° posto da soli, che è motivo di grande orgoglio per un gruppo che è il più giovane della categoria e con uno dei budget, forse il budget più basso della categoria, quindi siamo estremamente felici. Abbiamo visto che è la vittoria del gruppo perché Danilo Terranova è entrato dalla panchina, è stato sempre un titolare. Oggi il mister gli ha preferito Calagna, ma è entrato e ha cambiato le sorti della partita, così come gli altri che sono entrati alla panchina. Quindi con questo gruppo coeso possiamo continuare a divertirci. Direttore, guardando adesso la classifica, il Castellammare è in piena zona playoff, nonostante diciamo che a inizio stagione gli obiettivi erano altri. Quanto può sognare questa squadra? Allora, intanto diciamo, bisogna fare i pompieri in queste occasioni, perché sì, è bello esaltarci, ma ancora non siamo arrivati a quota 40, noi siamo una squadra giovane, sappiamo che se dovessimo incontrare un periodo buio e inanellare 2 o 3 sconfitte consecutive magari potrebbe essere deleterio, quindi prima blindiamo la salvezza giungendo a 40 punti. Dopodiché, se ci fosse la possibilità, giocheremmo tutte le chance per avere la possibilità anche di disputare un turno di playoff. Per noi sarebbe veramente un sogno, perché all'inizio di stagione già era un grande obiettivo raggiungere la salvezza. Parlare addirittura di playoff veramente è la bellezza del calcio. I pronostici della vigilia spesso col lavoro sul campo, con l'unione, col gruppo vengono smentiti, ed è quello che diciamo è il lato pulito del calcio che mi piace. E d'altra parte qui a Castellammare ho trovato un'isola felice dove si può lavorare, dove posso fare quello che ritengo opportuno, in sinergia con l'allenatore e con gli altri dirigenti. Ci stiamo divertendo, speriamo che il divertimento continui. Direttore, chiudiamo per il calciomercato, se arriveranno altri colpi, se vuole dire qualcosa in merito. E allora, noi siamo già un gruppo abbastanza numeroso. Abbiamo preso Calagna, che è un buon giocatore, deve ovviamente integrarsi, deve entrare all'interno della squadra, nei meccanismi, e piano piano lo farà. Ora ci sarà la sosta e quindi li richiama alla preparazione. Abbiamo preso un attaccante di prospettiva, Taibi. Diciamo che non abbiamo obiettivi concreti da perseguire, già siamo un numero abbastanza numeroso. Purtroppo il mister deve fare delle scelte dolorose per le convocazioni, per lasciare qualcuno a casa, e anche dopo prima della partita manda qualcuno in tribuna che magari forse in qualche altra squadra giocherebbe, e quindi al momento non c'è, diciamo, nessuna operazione. Però si sa, fino al giorno 22 siamo vigili sul mercato. Se dovesse capitare qualcosa che può ulteriormente dare un salto di qualità a Castellammare, che ben venga, in maniera tale da fare sognare questo paese che oggi finalmente ha riempito il Matranga e ci ha dato anche una spinta decisiva per i 3 punti. Siamo con mister Mione al termine della sfida tra Castellammare e Folgore Castelvetrano. Mister, risultato di 1-0, 3 punti fondamentali per la classifica del suo Castellammare. Come giudica la prestazione della sua squadra? Ma insomma, la prestazione non è stata un granché, anche per merito degli avversari, che li avevamo, insomma, studiati un pochino, ma non pensavamo. Una squadra veramente molto difficile da affrontare, che corre tanto su ogni palla. È stata una battaglia, una partita secondo me anche un po' brutta da vedere, piena di seconde palle. Però quello che ho detto ai ragazzi è: concentriamoci su quello che dobbiamo fare, non è facile, e con umiltà cerchiamo di portare a bordo un risultato che sia anche quello di parità, perché oggi la partita era veramente difficile. E poi devo dire, con i cambi che ci hanno dato una grossa mano, siamo riusciti a sbloccarla in una delle poche occasioni, che non abbiamo creato tanto,
Però sono molto soddisfatto, siamo stati bravi a crederci, a sbloccarla e a gestire poi il finale. Mister, quanto è importante che un gol sia arrivato da un giocatore subentrato? In questo caso mi riferisco a Terranova. Tantissimo, perché come ho detto noi a Castellammare ci stiamo rivedendo in un ruolo che non ci appartiene, quello di una squadra che è piena di tanti giocatori bravi, per cui noi non siamo abituati, il primo io, ad avere una rosa di questo livello, e quindi i ragazzi devono capire che non tutti possono giocare, che ce ne sono 9 in panchina molto bravi, ce ne sono molto bravi, ti posso assicurare, anche in tribuna, che non si possono neanche spogliare, e quindi bisogna a tutti i costi riuscire a entrare con la mentalità giusta, con l'atteggiamento giusto, per conquistare il posto nella prossima partita con la prestazione da subentrante e negli allenamenti, perché onestamente quelli che erano in panchina oggi giocherebbero titolare in qualsiasi squadra d'eccellenza, credo. Mister, il Matranga ormai come fortino, quanto è importante la presenza di un pubblico così numeroso? Tantissimo, non si vedeva, ti dico, da anni. Siamo veramente contenti, speriamo che sia dovuto al fatto che i risultati stanno venendo, ma ci stanno dando una mano enorme. Non a caso i 2 pareggi che abbiamo fatto a porte chiuse in casa, quindi ci sarà anche un motivo, secondo me. Ci stanno aiutando tantissimo, siamo molto contenti, perché da 9 anni che facciamo tanti sacrifici, e l'unica cosa che è bello vedere è vedere la gente allo stadio il sabato quando giochiamo. Mister, chiudiamo sull'unica macchia della partita, il suo rosso, se ce lo vuole raccontare un po' per chi vedrà anche le immagini. Sì, no, non ho giustificazione, ho chiesto scusa già all'intervallo sul punteggio di 0-0 all'allenatore avversario e alla società avversaria, perché mi sono lasciato prendere dall'atteggiamento provocatorio del giocatore avversario, ma non è compito mio fare queste cose, io devo dare un buon esempio in panchina, quindi ci pensa l'arbitro a fare queste cose, non tocca assolutamente a me, ma ripeto, ho chiesto scusa immediatamente, non adesso che ho vinto, ma nell'intervallo dove stavamo 0-0, perché chiaramente se noi allenatori facciamo questo non diamo un buon esempio.